Nuoro non deve morire. Questa sa sparagolas che hanno accompagnato a conferenze stampa dibattito che questo manzano Forza Italia ha fatto in sa sede dell'Università de Nugoresa per denunziare questa che hanno definito una bardana del centro-sinistra contro la storia e la cultura nugoresa a postir desapprovazione della legge di riforma del ente locale. A Sadobbio hanno piccato parte so scussi zerisi regionales de Forza Italia Pietro Pittalis e Ugo Capellacci, Antonello Peru, Luigi Crisponi de Riformadores e su deputato europeo Salvatore Cicu che una paia di ieri fa che ha fatto approvare esa mozione che pertoccata s'insularidade della Sardegna. Bivini Vinzas amministratore locale che a Peppe Montesu e ex presidente della regione Angelo Roic. Totus os interventos hanno sottolineato su danno umano che su centro-sinistra e sa giunta Pigliaru sono vacende a su territorio de Nugoro che in su trasferimento a sa regione de su museo Man, de su consorzio universitario e de sa biblioteca esatta. Su polo culturale nugoresu, su presente e su venidore suo, esti stato argomento di un convegno fatto in Nugoro da Sassozio Sardegna, più meglio in collaborazione con Sassozio idealmente. A Sadobbia hanno partecipato esponentes del centro-sinistra elettos in Parlamento in Consiglio regionale, amministratore locales e dirigentes delle istituzioni culturali nugoresas, rappresentantes del mondo dell'economia e del sociale. Tutti sos interventos hanno cercato di dare forma a su venidore del polo culturale del suo Nugoro, a postisi delle modificas previdiar dalla legge di riforma del ente locales, mentre vanno mescamente suman su consorzio usata e su Università de Nugoresa. Roberto De Riu, relatore desa normas in Consiglio regionale, annauchi pro sa Sardegna a postire desa legge, saperitu un stagione de traballo nuovo, camori in isos intervezzos e badde ponner fundamento a questo novoso. Sapunna desa doppio escussa de favorire una discussione funguda sopra sa legge di riforma e sa conseguenze suasa in Nugoro e in suo territorio. Totus hanno sottolineato che la cultura è una risorsa economica di primore che può salvare la provincia di Nugoro che da esempio ergerrande che in problema economico ormannoso. De Riu tancando su dibattito hanno che questo polo culturale gallo non esistiti este de ammaniare bichere ne sormeledos e sarfainas de Totus provoca rapizzu idear de profettu. Sul ritardo in sospacamento de sos premios comunitarios e sa difficoltà de spros azienda zootecnica su una nangenelina su voco desa protesta e sa col diretti este esemperi prusa pistichinzada. Procussus assozi agricola ti scritto una lettera sos prefettos sardoso prosinzalare su chi es capitande in sos sartor de Sardigna. La daua eschire su presidente desa col diretti Sardigna Battista Cualbu. Sul ritardo de custano non si fini mai vidoso. Sos premios comunitarios che li toccan de diritto agricoltores e allevatori oramai sono arribaus a decchinar de milioni di euro di arretrauso e pertoccano a belle tottusas aziendas agricolas. Su mancò pagamento è una disgrazia pros imprese, gallo de prusi in un momento de crisi che accustu, iscrivene su presidente Battista Cualbo e su direttore Luca Saba a sos prefettos. Medar desas aziendas chi manco in Natale hanno avuto un usisinu de premios comunitarios oramai sono a punto malu, si chi sa littera. I medas hanno de più vachere a terror depitos e a tassos troppo artos. S'organizzazione nostra cercau da emeda de sbloccare questa situazione, ammentata su presidente desa Coldiretti, ma a dolumannu finza sas ultimas promissas fatta da Eagea, da su Ministeru e da esa Regione Sardigna, che aien indittau sa data de prima di avrevario pro su pagamento non fini veras. Pro cussu amusu iscritto a sos prefettos pro los informare de questa situazione grave meda e pro l'ispedire de intervennere pro sbloccare sos pagamentos, ma semus pensande de manifestare su mattessi, ata concluiu Battista Cualbu, e in sos caminos, caionande problemas e, chi dispiacere mannu, mescamente in momentos de crisi che accustoso. Erisi, in su Teatro Eliseo de Nugoro, est andau in scena di spettacolo L'irresistibile flusso della vita, iscritto e diretto da suo regista Gavino Poddighe e interpretato da esa compagnia Sognatori, composta da esos partecipantes a suo laboratorio teatrale de su centro diurno delocalizzato de su Dipartimento de Salute Mentale de Nugoro. A accompagnare esos attori est stato su gruppo musicale Blues Mans.
Questo spettacolo, ha scritto in una nota dottor Franco Salvatore del Rio, psicologo responsabile del centro, è l'ultima tappa di un percorso artistico e terapeutico cominciato l'anno passato, che promedio del teatro ha saputo di traballare per il benessere psicofisico e l'autonomia delle persone che partecipano, per migliorare le capacità, le competenze, la socialità e si stima in i sormattessi. Sa riabilitazione promedio des'arte terapia, Sichi del Rio, moghete desa dipendenza pro arrivare, passo passo, a livello di indipendenza sempre sprusartoso. Che in s'attività teatrale di fattisi si interveniti cercando di mudare s'interioridade desa persone, che in s'obiettivo che questo scambiamento si podan avere vinzasi in suo comportamento vittiano, mescamente, cando anite viere che in sa realtà esterna. Su Nugoro Crasa, in su quadrivio a Sarduasa e Mesa, a tagliocare che in su Muravera, in Seser Zorronadar de Torrada, de su campionato de Serie D. Son nugoresos a postri de su pareggio in Genzano, arribau a tempo si scadiu e pro un rigore, che erano torrare a binchere. Nota essere una partita avazzile, a dispetto desorbattor di chi puntor de differenzia entre sar duar formazionese. Su Nugoro este sesto in classifica che in 37 puntos, mentre si squadra sarrabese il firma a 22. S'obiettivo de su Muravera, a postir de una viu difficile, este de si salvare e procussu a arrivare a Nugoro deciso a non perdere. Su Nugoro dunque deve dare cara, ca sa formazione ospite a disponimento uominese chi poteneva che sa differenzia, da Mesina a Nurchi capassoso de approfittare di una difesa irventiada. S'allenatore Mariotti però ha tammaniausa a gara chi in conti pizzu, questa porta pura tade per facere a manco de cappai galo infortunao e a mancare bagaglini puru, firmao dai Zuzuzze e sportivo a pustir des espulsioni in sa partita de Genzano. A Sandada sa partita vitta accabada una nuda grazie a sa rete de Alonzi che attacchircare de Zinzare Craspuru. In sa formazione batta essere Giovanni Tuponipuru in pesu torrao da Isuradunu che in sa nazionale under de che 8.